Sono stata in qualche modo promotrice di questa candidatura in qualità di delegata di ACES Europe per il Triveneto. Quindi può essere che solo una grande soddisfazione che la Regione Veneto abbia ottenuto questo importante riconoscimento, perché fin da subito sapevo che il mio territorio aveva le carte in regola. È stata accolta direttamente la proposta dal Presidente Luca Zaia, che ringrazio, e dall'assessore Corazzari, che si sono prodigati in questo percorso in quanto hanno capito esattamente qual era il principio di questo riconoscimento, il valore che lo sport ha nei nostri territori, nelle nostre comunità, che non è soltanto un valore ludico, ricreativo, salutare, ma anche un modo di aggregazione e di creare quel rapporto di collaborazione con le istituzioni europee fino ai paesi più piccoli, più vicini, in modo tale da far capire che ci sia sinergia all'interno di tutto il mondo istituzionale. Ed è questo l'obiettivo di ACES, in qualche modo creare comunità e creare collegamenti anche al di fuori a livello promozionale. Promozionale perché in questo modo si riesce a portare la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra cultura in tutti i paesi europei.